Uno splendido palazzo, come molti qui a Venezia, con la tipica struttura e facciata naturalmente veneziana. È Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto. All'interno gli umori contrapposti per quanto riguarda il desiderio di autonomia di questa splendida regione. Seguite il nostro speciale perché il 22 ottobre si andrà al voto e così tutti i dubbi magari saranno fugati. Lei cosa vota? Beh, intanto devo dire che andrò a votare e già questo è un messaggio perché chiaramente il referendum ha bisogno del quorum e andrò a votare e voterò sì. Perché sì? Perché è una proposta che il centro-sinistra ha inserito nella Costituzione, l'autonomia differenziata, cioè la possibilità da parte della Regione di prendersi una responsabilità di gestire in toto alcune materie, alcune grandi funzioni che la Regione ritiene siano specifiche della Regione. Ad esempio, la formazione professionale. La Regione chiede al Parlamento, perché appunto sarà poi il Parlamento a dare questa funzione alla Regione, la Regione chiede la formazione professionale e la Regione gestirà in proprio tutta la formazione professionale, ma questo potrebbe essere per alcune partite importanti come quella del sociale, la non autosufficienza, la disabilità, oppure potrebbe essere per alcune partite come la cultura. Quindi noi dobbiamo essere chiari su questo. Io voterò sì, ma non voglio che si diventi una truffa come qualcuno sta tentando di far passare questo referendum, perché non c'entra nulla con il residuo fiscale. Il residuo fiscale è un'altra cosa, fra le altre cose nel Veneto è bassissimo, siamo attorno ai 3 miliardi, chi dice 20 miliardi dice una balla, delle quali appunto avrà anche le conseguenze di queste balle che stiamo dicendo. Quindi il sì è, vogliamo autonomia differenziata, vogliamo gestire alcune specificità del Veneto, per esempio i centri per l'impiego, no? In modo tale da dare una risposta alla disoccupazione, perché riteniamo di poter gestire con il mondo dell'economia alcune partite importanti. Ma la regione a statuto speciale, il residuo fiscale non c'entrano nulla con il referendum e noi vogliamo dire sì, proprio per smascherare chi sta facendo di questo referendum un referendum truffa. Invece noi vogliamo dire sì, ma poi sappiamo che ci sarà la trattativa con il governo e quindi si aprirà un'altra partita. I veneti andranno a votare? Secondo me i veneti andranno a votare. L'importante è che il voto sia un voto consapevole, e cioè io devo andare a votare consapevole che non c'entra nulla la regione a statuto speciale. Ripeto, è una richiesta di maggiore autonomia e di responsabilità nella gestione di alcune materie. Mi passano i soldi per gestire quella funzione, la trattativa sarà questa. Anche il referendum così generico, dobbiamo dirlo ai veneti, andranno a votare ma consapevoli, cioè ti chiedo maggiori forme di autonomia, ma su quali temi? Noi chiediamo a Zaia, dici su quali temi andrai a chiedere l'autonomia, perché su questo poi andremo a discutere. Facile dire tutti i temi della Costituzione, tutto ciò che è consentito dalla Costituzione, ma non vuol dire nulla, cioè vuol dire non azzardare nulla. E allora il nostro dubbio, e per questo anche continuiamo a dire votiamo sì, è che poi bisogna fare la trattativa e quindi? E dopo? E dopo bisogna fare la trattativa. Il 23 ottobre non succederà nulla dal punto di vista legislativo, dal punto di vista giuridico, perché sarà solo un atto così di dimostrazione che i veneti vogliono maggiore autonomia, un'autonomia differenziata, e dopo bisogna fare quello che Zaia non ha fatto negli ultimi 17 anni, perché la riforma che prevede questa autonomia differenziata è dal 2001. Allora, in questi anni, è stato anche ministro Zaia, non ha attivato nessuna autonomia differenziata. Allora bisogna andare a trattare con il Parlamento. Zaia è andato in Parlamento e ha chiesto tutte le materie. Ma ti stai prendendo in giro? Allora, cosa succederà dopo? Che bisogna scegliere alcune materie e qui noi daremo il nostro contributo per sollecitare il Parlamento a dire approvateci questa autonomia differenziata su sociale, su autonomia, sulla non autosufficienza, su queste materie. Quindi dopo c'è la necessità della trattativa. Io non andrò a votare
perché ritengo che la democrazia non sia solo una forma, ma sia anche una sostanza. Quindi decido consapevolmente di rinunciare a quello che è un mio diritto, che è quello del voto, per dare un messaggio chiaro dal punto di vista politico, che io e spero tanti altri non condividiamo il motivo per cui questo referendum è stato convocato e che appunto che porterà questo referendum a essere inefficace e a non avere delle conseguenze dirette per quella che è l'autonomia. L'autonomia è una cosa seria e non è questo il metodo con cui affrontarla. I veneti andranno a votare? Io spero di no, perché se i veneti hanno una giusta richiesta di più autonomia, non passerà per questo referendum, perché per ottenere più autonomia la Costituzione parla chiaro. Noi dobbiamo passare per una procedura che prevede una trattativa tra la Regione e il Governo su iniziativa della Regione. Questa trattativa non è stata iniziata da Zaia, non è stata iniziata, si nasconde dietro al fatto che ci sarebbe una opposizione da parte del governo. Noi questo non lo sappiamo perché non l'abbiamo neanche aperta. Quello che sappiamo è che per esempio la regione Emilia-Romagna questa trattativa l'ha aperta e adesso sta andando a trattare proprio quelle materie su cui chiedere più autonomia. La Costituzione non parla della necessità di fare un referendum, è stata tutta una volontà politica di Zaia di convocare questo referendum. Perché? Perché siamo in un quadro per cui lui vuole rivendersi ancora una volta come il portavoce dei veneti. Come farlo? Attraverso questo tipo di plebiscito che si è creato ad hoc per confermare questo tipo di idea, di immagine. La verità è che gli interessi dei veneti non sono più al centro della politica della classe dirigente di questa nostra regione Veneto da molto tempo, e basta vedere a tutti gli scandali a cui siamo stati abituati, dalla questione della Pedemontana al Mose. Insomma, è da molto tempo ormai che gli interessi dei veneti non sono all'ordine del giorno della nostra politica regionale, e quindi uno strumento che ha una domanda che non avrà alcuna ricaduta concreta, perché la domanda dice: vuoi che i veneti abbiano maggiore autonomia? Ma rispondendo di sì, ma anche rispondendo di no, l'effetto è sempre uguale. Ci sarà più autonomia dal giorno dopo? No, lo ha detto anche Zaia questo, lo ha detto anche Zaia, non ci sarà più autonomia dal giorno dopo. Parla di questione veneta, la questione veneta esiste da molto tempo. Lo scopre solo adesso Zaia che esiste una questione veneta? Pensa che la regione del Veneto non abbia già da molto tempo espresso chiaramente quali sono le sue preferenze politiche? Io penso che la questione veneta sia già aperta e che lui, come responsabile della regione, doveva procedere attraverso le procedure costituzionali previste per chiedere più autonomia, non far spendere con i nostri soldi, utilizzare i nostri soldi per organizzare questo tipo di sondaggione che è il referendum. Di fronte a una cosa del genere io spero che i veneti rispondano chiaramente, non dando un altro mandato a chi non cura più i loro interessi, ma stando a casa, e io spero alla lunga anche dando un messaggio di cambiamento proprio. E dopo? E dopo appunto bisogna vedere se Zaia riuscirà a ottenere il risultato che vuole, quindi un nuovo mandato plebiscitario. Lui potrà di nuovo vendersi come appunto l'araldo di questa questione veneta. Una cosa è certa: dal giorno dopo non ci sarà l'autonomia.